Pezzo di merda, saluta almeno, fatti vedere. Ok, dovremmo essere in live di nuovo. Dai, persona, avevo preventivato una mezz'oretta di giocarti e mi sarebbe andata benissimo. Mo, per un fatto di principio, devi farti vedere un pochino in live. Allora, noi siamo di nuovo in live. Dai, persona. Allora, rientriamo di nuovo. Dai, questa è la volta buona. Se no è Francesco che sta buttando e gufando come un dannato e il gioco non parte. Vabbè, questo già è un buonissimo segnale. Attenti. Attenzione. Ecco qua, ok. A posto. Tutto è bene ciò che finisce bene. Si spera, Questo ok? era Comunque... Abramo Lincoln. Sì, sì. Cioè, il nostro fratello Abramum. Allora, vediamo un po' di nuovo cosa c'è. Allora, intanto devo riscattare un po' di cosine. Così. Sono stati messi tutti i nuovi pacchetti acquistabili che ci rifletteremo durante il corso della sessione. Piccolo bonus di qua. Quindi Francesco, se sei in sottofondo e stavi gufando perché non andasse, Suka. Già. Suka. Si prendono tanti bonus. Ho letto che è stato annunciato il calendario degli eventi per il Capodanno cinese. Ok. Ma danno oggetti proprio così. Vabbè. Prendono e ti Classico, danno cose. vabbè. Mamma mia, no, ma proprio belle quantità. Allora, io intanto prendo tutte le cose degli ultimi giorni. Allora, intanto una quest giornaliera l'abbiamo fatta. Un pochino di esperienza si prende. Quali pollatini hanno messo? Allora, hanno rimesso lei. Cioè, non è l'ultima questa qua. Sì, ma questo è un aggiornamento proprio minore intermedio. Ok. Perché questi l'hanno pigliato? Queste tre. Qua si può selezionare uno di questi. Che penso tu abbia già tutti. Sì, questi qua ce li ho già tutti. E allora è inutile. Io sto aspettando quel personaggio lì. Lo so. Oppure si potrebbe provare a prendere lui. E lui è quello forte che mi mena. Però questo tu ce l'hai. Questo già ce l'ho. No, Però questo già mena tantissimo, io quindi... stiperei, onestamente. Allora, noi di certo quelle che sto preparando hanno messo proprio per le armi e tutto, quindi di queste sto riuscendo a prenderne alcune. Se magari lo aggiornano sta cacchio di Summon, magari. Questa è proprio quella base con... Anzi, buttateci in altri due personaggi. Allora, qui vediamo un po' cosa hanno messo. Qui niente. Niente che mi interessa al momento da qui. Allora, eventi nuovi. Oh, attenzione. Allora. E voilà. Ok, un evento che dura una settimana. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ci abbiamo. Qui c'ho da riscattare dell'evento e l'abbiamo fatto l'altra volta. Poi ci abbiamo monetine per le armi e mo che esce un certo personaggio a questo punto io me le tengo pronte. Hanno rimesso questo evento praticamente completando dei mini eventi giornalieri, ottieni dell'inchiostro. Con questo ti puoi craftare una carta personalizzata del tipo che ti serve per un personaggio. Ok. Buono. Quindi io mo, sapendo che c'è, mi devo trovare una mezz'oretta, un'ora per vedere come sono messi i personaggi e me ne faccio una specifica che mi dà
un bel boost. Ok. Facendo tutte le giornaliere, riuscendo a prenderne un bel po', ne riesco a fare addirittura 2. Beh, Quindi o prendo qualcuno che già rompe e lo faccio rompere di più, oppure faccio entrare qualcun altro nella classe superiore. valuti un po'. Allora, Tra l'altro anche da li puoi già prendere 3 lo zi. eccoli qua. E già su 3. Per farli bisogna selezionare la tipologia e poi ti fa selezionare il tipo, eccetera, eccetera. Allora, poi per gli eventi e le missioni giornaliere si possono prendere un po' di campanelline. Queste sono quelle nuove introdotte per il ramo nuovo di miglioramento del Ok. personaggio. Quindi io mi ci metto nei prossimi giorni E si farma anche questo. e si fa un pochettino di questo qua. E chi si chiede Ci sono le giornaliere sue per l'evento dedicato a lei che dura ancora 5 giorni, sì. Che c'è? Ne hai fatto uno? Sono quest di varie difficoltà, Ok, sono fight principalmente. immaginavo. Livello base, livello avanzato. E poi ti sblocca che se fai queste 3 fight in particolare con questi personaggi puoi ottenere un bonus di uno di questi 3 elementi. Quindi tu ti metti qui e ti farmi un pochino. E io mi sto farmando gli incensi per potenziare le abilità un pochino a tutti. Ok. Con lei l'abbiamo fatto perché hanno aggiunto il suo social link. Lei è l'ultimo personaggio che è stato aggiunto di storia. Primo personaggio ad avere sia un ruolo da Support Sì, che sì, sì. da combattente. con tanto di cutscene in game che ti ha spiegato la trasformazione. Ok. Allora, nel mio palazzo mi si sono riempiti sia gli indicatori di amicizia, Vado io. grazie mille. Da qui ho quasi fatto un nuovo livello. E qui invece sì, già li ho presi. Ah no, sono altri ancora. Ottimo. Hanno aggiunto quelli dei social link. Oh sì, benissimo. Allora, questa potrebbe essere un'ottima combo perché il My Palace funziona anche lui a livelli. Più si sale di livello, più si possono sbloccare altri oggetti e avere altri potenziamenti. In parole povere, riuscendo a completare determinati obiettivi e arrivando ad un certo livello, sia come storia di gioco che livello del My Palace stesso, c'è la possibilità addirittura di avere potenziamenti bassissimi e quasi insignificanti. Aumenta la difesa di 10, sembra poco, però comunque sono potenziamenti che vanno a tutti i personaggi. Quindi comunque è un modo per riuscire a potenziarsi un pochino la squadra per quanto possibile, soprattutto se iniziate a giocarlo adesso, visto che comunque partendo dall'inizio certi valori si fanno sentire un pochino di più. Allora, hanno aggiunto tutti i social link e tutte le cose fatte nel My Palace e quindi c'ho un botto di punti da riscattare. Beh, Francesco c'è ancora. Francesco ci No, sei? non sta rispondendo. No, non sta. Che lui stava gufando, si stava divertendo e poi alla fine l'ha preso in un posto. Vai, sblocca tutto. Almeno un livello. No. Allora, posso vedere di prendere. La potenza d'attacco di Wonder aumenta di 10 e ci prendiamo questo qua a questo punto. Ok, questa è la foto dell'evento estivo. C'ho altre 2000 monete e non ci posso fare niente. Allora, vediamo un po' quelle fight che sono uscite e di che si tratta. Allora, tu sei tantissimamente spoiler.
sei resistente ai fulmini. Allora, vediamo un po', ci mettiamo. Ok, questa cosa è nuova. Perché ci sono i numeri sui personaggi? È la prima volta che succede in tutto questo tempo una cosa del genere. Quindi si combatte a turni? Allora, aspetta. Gli faccio prima un controllino a questo punto. Allora. Gli posso dare un po' di potenziamenti speciali qui. Aumento di vita, aumento delle abilità. Va bene. Ok, a posto. Aumentato un pochino così. Vabbè, ora X. No, vabbè, facciamo play tanto pure che c'è il game over, posso ripetere tranquillamente, quindi. No, ci sono tutte qua, ma non l'ho capita sta cosa. Allora, metto a 2 così ci godiamo un pochino il fight. Vabbè, questa cura sempre 24 miliardi. E le ho aumentato tutte le abilità di cura. Giustamente, che tanto. Sì, sì, sì. Perfetto. Questo è il livello 1 dell'evento, Cioè, no, quindi immaginavo. questa è la seconda fase. Elevata, vorrei agguantarla. Allora, Futaba. anche perché mo si arrivano alcuni dei ragazzi di ieri che non sanno e non conoscono i personaggi di Persona 5 e loro mo non sanno distinguere Vabbè, tra quelli, e no, capi? In realtà teoricamente sono tutti di Persona 5. Oddio, vedendola sotto un certo punto di vista, sì, sì, sì. Quindi sì. Allora, e questa è la terza fase. Mamma di Pompei. Io tutte queste fight sto cercando di non farle in live per non fare spoiler di storia eccetera eccetera, però sono abbastanza impegnative quando ci si arriva. No, ma fa molti danni tra. E fai conto che io sono quasi maxato su tutto, però le fight sono veramente impegnative. Sono usciti Power Ranger. Sì. No, non sono i Power Ranger. Scusami, sono i Super Phoenix Sentai Ranger. Esatto. Power. Quella sempre tutto un tantin, eh? Io mo sto portando avanti le giornaliere e nel tempo libero sto comunque cercando di dargli un pochettino di campanellini Sì. a tutti per farli alzare su qualcosa. Sto cercando di potenziarmi l'infermiera per portarla al grado massimo. Ok. E lo sto facendo con le giornaliere che mi dà missioni a tempo, quelle che ti feci vedere l'altra volta. Diciamo che 1 o 2 volte a settimana, se ho culo, mi escono dei tagliandini che posso utilizzare per riscattare il frammento di un personaggio. Ah, ok. Quando arrivi a 60 te ne dà uno. Ho iniziato lo scorso agosto, ce ne ho 50. La curiosità, la prova, il divertimento di dire cazzarola, uno Allora, l'ho tu preso. Sappi che su Dokkan per comprare una LR ci vogliono 500 coin. Ogni multisummon te ne dà 10. No. La multisummon costa 50 stones. Se vuoi shoppare 50 stones su Dokkan sono all'incirca 30-40 euro. No. Quindi No. io al momento ho 1300 coin da spendere. Il Grodol. Ma quei coin ora restano là fino a che non decido. Ma fai conto che io qui comunque mi sto trattenendo perché sapendo che poi arriverà lui e lui arriverà, ho detto se non è il prossimo aggiornamento è quello dopo, quindi massimo un mesetto lui sarà Facciamo qui. il prossimo, dai, facciamo il prossimo. Non mi sto neanche consumando i gettoni che sto guadagnando per le armi a 5 stelle dal venditore. Capo.
Perché se c'è qualunque possibilità io vado ad attingere pure da lì in modo tale che se le becco faccio quello più quello Eh più no, quello quello. sarebbe proprio bello. Quello sarebbe molto bello. Non lo zio, riavvia la chat. Dici che non si è Ho aggiornata? l'impressione che è come se fosse buggato, forse quando hai riavviato la live e Allora, tutto. aspetta. Ma là si legge, Francesco. Non ho abbastanza energia per scrivere. Francesci, sei ancora? E che purtroppo anche su questa chat qua non è No, arrivato non è il arrivato il messaggio. tuo messaggio. Non si è capito bene perché. Allora, o perché la chat è intelligente e quindi ha letto che Francesco è l'auto Dai. escluso, non lo so. Non... Ci sono. Ah, ok. Su OBS non ti vuole riconoscere, non so il perché. Stanco? Che è stata una giornata di merda, Francesco. Io vorrei capire perché non mi legge di tutti proprio Francesco, guarda. Allora, provo a richiuderla e a riaprirla un attimo. Se no metto qua... No, perché si atterra d'umore, Francesco? Nessuna novità, niente su quelle cose? O peraltro? Ok, già così stai diventando un pochino più rompipalle. Allora, ok, ma dopo questo mi riscatto almeno giusto un paio di cose così vediamo di fare anche qualcos'altro. E mi faccio almeno le cosine essenziali così da non perdere punti. Visto che oggi non ce l'ho fatta ad aprirlo, visto che era a loro, ho detto a questo punto lo portiamo direttamente in live. No, è Francese, e ti scocci, no? Secondo te le cose cambiano per il meglio? Secondo te? Ah, già, ma mi dai un bicchiere per piacere? Certo. Ecco a te. Merci. Allora, tanto il limite dei turni o è 80 o 120? No, 120, sì, vabbè. Questo dovrebbe essere facile da fare. Sappi così che qualunque cosa scrive devi leggere tu perché io non ci vedo. Allora, ha scritto che è un po' stanco di tutto. Sta spastriato. Allora, aspetta. Vedo se ti posso dare soluzione da qui, aspetta. Aspetta, fammi vedere un attimo. Ok, vediamo di riuscire a fare un piccolo miracolo. Si sarà bloccato il programma questo qui e non sto capendo il perché. Non saprò. Forse il cambio, il momento in cui comunque c'è stato il Che problema cazzo di pensavo? prima. Quello Però so. pensavo si auto aggiornasse un attimino pure lui da solo. Francesco, cortesemente puoi scrivere un attimo qualcosa? Anche Bulldog va bene. Pollo. Scrivi tu. Scrivo, ok, tutto a posto, abbiamo risolto. Funziona, perfetto. Quindi devo ricordarmi da oggi all'eternità che in una situazione del genere lui lo devo riavviare. Va bene. Allora, qui c'ho un po' di cose da prendere. 10 gemme, assolutamente sì. Vediamo se col cambio esce qualcosa di buono. Quelli buoni sono quelli da 2 ore. Non solo non ci metti niente a farli, ma ti danno pure i premi più grossi. Ok. Io perciò le carte sto riuscendo ad averne tante, perché qua ne stanno dando un bel po'. Sì, sì, sì. E comunque Franci stavi dicendo che io non riesco a leggere. Che è successo? Cos'è che ti sta scocciando? Ti scocci il lavoro, ti scocci che non c'hai da giocare, ti scocci che hai due sorelle. Non lo so.
Non dire di tutto l'insieme, dai. Si è scocciato di me forse, Ok, è no? stata aggiornata la grafica con cui si vedono i personaggi qui comunque. Allora, vabbè, la squadra qui ce l'ho già preimpostata. Allora, e facciamo pure quest'altro fight. Questi erano i gruppi che una volta erano un problema, soprattutto all'inizio. Sì. Vabbè. No, ormai fanno molto male. Molto, molto. Sì. Ma mo secondo te la chat funziona o non sta scrivendo? No, no, mo è lui che non sta scrivendo. Ok, speriamo. Attenzione. Vai, boh. Dai, Franci, un pulsante alla volta, premilo. Vai tranquillo, noi ti aspettiamo, non andiamo di fretta. No, infatti no, non ti preoccupare, Francesco. Poi stai scrivendo un messaggio più lungo magari. Tu dici? Penso di sì, penso stia scrivendo un messaggio più lungo, mi auguro. Allora, 150 così fino a domani mattina. Qui siamo a posto. Ah, ok, non c'è voglia, non ti Ah, preoccupare. va bene, va bene. L'importante è che la Sì. nostra voce ti faccia piacere, anche se continuamente raffreddata perché qua oramai non si sta capendo più un cazzo di niente col tempo. Guardiamo un bel gioco, ci rilassiamo, cioè cosa può andare male? Potrebbe piovere. E difatti siamo lì lì per Ha piovere. piovuto più volte. Allora, voglio consumare almeno un paio di questi. Allora, facciamo così e facciamo subito. Ho disinstallato Dragon's Dogma. Perfetto. No, e perché? Fatto più più. Già rotto cazzo, secondo me. No, Francesco, provaci almeno. Sì, già rotto cazzo. Minchia, Francesco. Non c'ha più voglia. Comprensibile. Oh no, Comprensibile. quindi è ritornato nel loop, adesso cosa gioco? Sì, Oh no, porca è la veramente miseria. noioso. Comprendo. Oh Comprendo. no. Quindi se ti fai in una sauna e bevi del latte appena uscito, sei più virile. Sì. Sì, Magari può servire a qualcuno come informazione. certo. Allora. eh, servono un po' di soldi. Perché con uno degli aggiornamenti hanno creato un piccolo problema. Eh. Allora, tu hai visto come io sto comunque cercando per quanto possibile di collezionare tutto il collezionabile. Quindi capitò un giorno che ero pure più libero, che non dovevo lavorare su alcune cose. Mi sono messo vicino alle macchinette, a botta di 5, completato tutte le collezioni. Ce li ho tutti. Almeno lo sfizi una volta, seppur virtualmente, di fare un gesto del genere, me lo sono tolto. Quindi fino a qua tutto a posto. Il problema è che hanno aggiunto altre cose. Sì. Aspetta. Hanno anche aggiunto che se fai tipo 8 giornaliere nel giro di una settimana, il lunedì ti regalano 20.000 yen. Quindi tu se ti fai un paio di giornaliere, i soldi iniziano ad arrivare. Ma ti stai dando sempre la stessa opzione. Ah, pensavo che era una di quelle che poi skippavi in automatico. No, devi selezionare per forza quella esatta. Ok. Oh, vabbè, abusate sordo, grazie. Perché era uno di quelli da 3 punti. Mm. Era uno speciale. Sento il reddito di cittadinanza, grande. Allora, hanno aggiunto questi qua. Tanto ci possiamo andare anche adesso. Allora. L'hanno aggiunto anche qui. Allora, Ah, l'UFO Catcher? sì. Il problema è come l'hanno aggiunto. Allora.
ci sono dei peluche speciali Bravo. che hanno, così come nel gioco di Persona, che in quei 30 giorni in game tu puoi trovarteli di più, e c'è anche qui, solo che con il tempo reale, quindi c'è un attimo un problema. Ce ne sono due, uno già sono riuscito a prenderlo, Ok. questo qua già l'ho preso, quindi il frostino è a posto, tranquillo e sereno. Il problema è qua, se ne va. Allora, Pixie niente, non riesco a prendere, quindi io ogni tanto sto venendo qua. Niente. 5 volte per 2 premi. Noi non prendi sempre. Mamma Non è mia, che 5 ho volte capito. prendi, ne prendi 5 Ma dammi come... almeno degli oggetti, qualcosa. No, però non si butta niente, Gianmarco. Allora. Va bene. Niente, no, non esce, non si fa vedere proprio. Vai! Ah, e questi poi te li puoi mettere in casa in varie posizioni. Immagino. Vai! Allora, Attivati! niente. Potere di Golbat! Potere di Golbat. Potere di Golbat! No, Franci, fai la clip. Potere Franci, di Golbat! vedi che Golbat funziona. Questa è la prova, Franci. Dobbiamo far passare la parola a tutti. Io quando Ma che stai leggo dicendo? Funziono. Vedi i poteri? Io so due... Oddio, già sono una quindicina di giorni che ci provavo, sa? Ogni tanto vai là. Fatto. Bastava chiedere. Ah, adesso sì. Adesso sì. È così che si Allora, fa. qui mi vuole far rivedere sempre questi qua. Vabbè, me li devo fare con calma. Fatto tutti gli obiettivi giornalieri. Passaggio di livello. Il pass l'ho quasi completato. Spero solo che aggiungano che hanno fatto sta cosa per allungarlo un pochino. Fino al 50 comunque ci sono ricompense Vabbè, varie, eccetera, eccetera. E poi solo questi qua. qualcosina in più. Magari non dico assai. Allora, questo l'ho fatto, questi qua me li posso completare domani mattina. Allora ragazzi, dateci giusto 5-10 minuti, decidiamo e vediamo un attimino cosa fare e poi torniamo in live. Ringraziamo Francesco, ringraziamo tutte le persone che si sono collegate. La telecamera l'abbiamo aggiustata. Oh, va bene così la telecamera, Francesco, secondo te? Che abbiamo rivisto appena staccato la live, siamo andati a ripescare quella di Michele di ieri e ci siamo visti il cazziaton, quindi così adesso sta bene, la sedia regge, io sono diritto e centrato, vado tranquillo. Hai troppo spazio no, è che Franci, il problema più che altro, pure se l'abbasso, è che a me piace rilassarmi mentre faccio le live, quindi devo stare un pochettino in modalità nonno, col sedile proprio bello reclinato al punto giusto. Quindi però così va bene, dai. Sto centrato, do la parvenza di una persona un attimino più seria, ogni tanto. Vedi, al limite se riesco a fare qualcosa domani con OBS un pochino glielo tolgo io. Vabbè, allora io inizio a staccare così ci organizziamo subito per vedere cosa fare. Ragazzi, ci vediamo tra poco. A fra poco. A frappè. Doppio chill top.